Lino Zani, lei tra tutte le sue imprese, forse ce n'è una che porta di più sul cuore, è stata maestro di sci di Giovanni Paolo II. Ci racconta quelle emozioni e come è avvenuto il vostro incontro? Io sono stato l'accompagnatore, un maestro di sci, l'ho incontrato nell'84 e per 21 anni sono stato il suo accompagnatore in montagna, prima sugli sci fino al 1994 e poi accompagnato a piedi sia nelle vostre zone qui a Lorenzago, anche qui sopra Cortina, in Val d'Isdende e in Val d'Aosta. Quindi io ho passato 21 anni con adesso diventato santo, San Giovanni Paolo II, momenti di grandi emozioni, momenti di grande preghiera, perché lui trovava questi posti in montagna dove si fermava e iniziava questi momenti di preghiera molto mistici, cioè lui era mistico, quindi si fermava, trovava questi posti così belli dove poteva iniziare queste sue preghiere. Soprattutto poi si godeva i momenti di montagna perché per lui erano momenti di libertà, non solo di momenti di gioco, come si fa quando si va a sciare, ma erano anche momenti di grande contemplazione e di grande preghiera. Ecco, com'era sugli sci? Era uno sciatore buono perché diciamo, lui arrivava dal Telemark, lui sui Monti Tatra da giovane aveva sciato col Telemark e quindi quando poi ha iniziato a sciare con gli attacchi fissi gli era rimasta un po' questa rotazione, però era uno sciatore e scendeva da qualsiasi, quindi io penso che io l'ho portato a sciare in estate anche 7 ore di sci in estate con nevi anche sui ghiacciai, neve difficili, pesanti, però lui era uno che sapeva muoversi e andare in qualsiasi posto. Quindi io ho passato con lui veramente dei momenti di grande preghiera, ma soprattutto momenti di libertà passati sulla montagna che lui amava tantissimo.